Scuole al centro della puntata odierna di Screenshot, da un lato sia per l'ennesimo attacco, alcune scritte apparse dopo quelle della Ellero nei giorni scorsi alla Di Topo Wasserman e alla Pascoli, dall'altro per le sospensioni dei docenti non vaccinati che rischia di mettere a repentaglio la didattica per il proseguo dell'anno scolastico. Buonasera a tutti, abbiamo oggi in collegamento con noi Luca Gervasutti, che è il presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Presidi, ma anche dirigente scolastico dello Stellini, a cui do il buonasera. Buonasera a voi. E poi vicino a me Massimo Gargiulo, segretario della FLC CGIL, provinciale di Udine. Salve. Buonasera e grazie dell'invito. Ovviamente, trattandosi di attualità, chiedo a entrambi, a cominciare da Gervasutti, queste ennesime scritte che sono apparse su 2 scuole di Udine. Cosa ne pensa? Gervasutti. L'ennesimo episodio da censurare è un atteggiamento vigliacco che prende di mira le scuole. Mi auguro che vengano presi dei provvedimenti molto severi nei confronti di chi si rende responsabile di questi comportamenti. Va bene il dissenso, ma comportamenti di questo genere davvero sono intollerabili. Gargiulo. Ne penso tutto il male possibile, anche perché come organizzazione sindacale evidentemente pensiamo e pratichiamo anche azioni anche evidentemente in controtendenza o di protesta, ma sempre e comunque incanalati nella giusta misura e con i giusti strumenti. Le scuole non vanno violate, non vanno veramente attaccate in questo modo becero. Le chiedo, Gargiulo, anche visto che ieri era anche a Milano, se non sbaglio, Sì. Per lo sciopero indetto da CGIL e UIL, se questo lo preoccupa anche alla vista di una possibile frattura sociale all'interno del Paese. Al di là di un singolo episodio, magari al di là di episodi così incivili che magari potrebbero essere ricondotti magari a una singola persona, un singolo 2 o 3 gruppi di persone, però si rischia una frattura sociale all'interno del Paese. Purtroppo si affermano con sempre maggiore evidenza i concreti segnali delle nostre preoccupazioni di circa 2 anni fa. È evidente che la frattura c'è, purtroppo, per cause concomitanti e questi muri imbrattati sulla scuola ci raccontano appunto di una guerra per bande. Questa non è più una forma di protesta, però l'avevamo detto, Vice Domini, l'avevamo detto e come organizzazioni sindacali ci siamo spesi e ci stiamo ancora spendendo per realizzare l'esatta realtà contraria, quella della coesione. Anche perché i fatti di cronaca, e vado a quello del 9 ottobre, l'assalto ad esempio che abbiamo subito alla nostra sede nazionale, io dico, noi sosteniamo che anche in piazza bisogna saperci stare e purtroppo gli estremisti stanno dimostrando che loro sì ci stanno stare. Allora, andiamo a vedere cosa ne pensano altri dirigenti scolastici in questo servizio. Le scritte Novax apparse su un altro edificio scolastico della città sono un ennesimo attacco ai luoghi della formazione e della cultura, un atto di inciviltà che va condannato fermamente. È la presa di posizione dell'Associazione dei Presidi della provincia di Udine, i cui componenti si sono riuniti allo Stringer. Vedere quelle scritte sui muri della propria scuola è una ferita per chi quella scuola la vive, perché dobbiamo ricordarci poi che lì dentro entrano i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che vedono quelle scritte e insomma chiediamoci che cosa possono pensare di fronte a manifestazioni di questo tipo. Però credo che in questi giorni sento di poter dire che le persone che fanno questi gesti non rappresentano chi davvero è in difficoltà rispetto al vaccino. Mi sento di poterlo dire perché in questi giorni noi stiamo incontrando le persone che hanno scelto per diversi motivi di non vaccinarsi e non sono persone intolleranti come quelle che invece operano questi gesti, soprattutto sui muri di una scuola.
sono persone che non hanno la minima idea di che cosa significa confrontarsi civilmente e avere a cuore il bene comune e la democrazia. Credo che questo sia veramente un imbarbarimento del dialogo civile. Le opinioni si esprimono in maniera civile e non si imbrattano i muri, gli edifici pubblici. È la prima cosa che insegniamo ai ragazzi, quindi è un fallimento anche come educatori. Gervasutti è d'accordo con l'ultima dichiarazione anche, un fallimento anche per gli educatori? Quanto sta accadendo? Da una parte sentivo il Gargiulo che si parlava di frattura sociale, dall'altra parte non si è insegnato qualcosa? A livello culturale, c'è un gap culturale che si paga in questo momento? Ma è evidente che quello che sta succedendo apre una ferita profonda e rappresenta una sconfitta un po' per tutti, anche per chi come noi deve applicare la legge, perché sospendere un lavoratore, impedirgli di prestare servizio, sia pure per motivi, come dire, supportati anche dalla legge, è qualcosa che ferisce entrambe le parti, ferisce noi dirigenti scolastici, che saremo sicuramente inflessibili nell'applicare la legge, ma ferisce anche chi dovrà rinunciare allo stipendio in nome di ideali che secondo me sono sbagliati, ma che vanno comunque rispettati. Ha ragione Gargiulo quando dice che questa situazione apre una frattura nel tessuto sociale e relazionale. Noi dirigenti scolastici siamo abituati a guardare al presente per gestirlo, ma siamo anche abituati a guardare al futuro e quando ci metteremo alle spalle questa situazione terribile, noi dovremo ricreare un'alleanza educativa, dovremo cercare in tutti i modi di saldare il tessuto sociale e relazionale che in questo momento si sta sfaldando in modo davvero preoccupante. La sento un po' preoccupato o turbato Gervasutti, poi ritorneremo sulla questione dei docenti che rischiano di essere sospesi se nel caso in cui non dovessero vaccinarsi e mettersi in regola, perché esiste appunto l'obbligatorietà per quanto riguarda il personale scolastico. Le chiedo di fare un riassunto, proprio da vero professore in questo caso, un bilancio potremmo dire del primo quadrimestre di come è andata, se dovessimo dare una pagella a questo nuovo corso sotto il governo Draghi, alla luce anche dei 2 anni di Covid, se ci sono luci e ombre, se si è risolto un po' il tutto rispetto all'anno scorso, quando eravamo in didattica a distanza, oppure se non si è risolto un bel niente, mettiamola così. No, non bisogna essere catastrofisti, passi avanti ci sono stati, sono arrivate importanti risorse finanziarie ma anche e soprattutto umane per darci una mano a condurre quest'anno scolastico. È chiaro che ci sono ancora tanti nodi irrisolti, non ultimo quello relativo all'organico Covid. In questi giorni io sto ricevendo nel mio ufficio docenti e personale ATA che sono stati assunti con contratto fino al 30 di dicembre e al momento nulla di certo si sa ancora in merito all'eventuale prosecuzione dei loro contratti. Io cerco di rassicurarli, però in concreto non c'è giunta ancora nessuna comunicazione che possa rassicurare appunto il personale, ma anche gli studenti e le loro famiglie su quello che sarà la seconda parte dell'anno scolastico. Gargiulo è d'accordo con quello che ha detto Gervasutti, d'accordo in parte, e parlava di questo reale problema di questo personale preso per l'emergenza Covid. Noi che catastrofisti non siamo, però siamo assolutamente delusi e quindi non posso, diciamo, che concordare con Luca Gervasutti solo per una minima parte, che è quella appunto che riguardava l'organico Covid. Però in realtà, se guardiamo indietro, ecco, per sintesi la dico così, rispetto a un anno fa abbiamo solo un vaccino in più e null'altro, perché tutte le misure attese, invocate, dichiarate dal sistema trasporti, dalle risorse di organico, che noi rivendichiamo non possono essere solo l'organico Covid, che ripeto, questi lavoratori e lavoratrici
potrebbero essere licenziate il 30 dicembre, non so se rendo l'idea. Quanto è l'organico in Friuli Venezia Giulia di queste persone? Abbiamo dei numeri? Adesso sull'Unghia non ho presente. Lo chiedo anche a Gervasutti, eventualmente Forse, se è stata fatta una ricognizione eventualmente di queste persone, una percentuale almeno di quante potrebbero essere coinvolte. se posso, No, non conosco i numeri precisi. però se posso, al di là dei numeri, pensiamo alla funzione di questo personale e perché è stato assunto questo personale. Questo personale, gran parte personale ATA, quindi collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi, sono stati assunti con il preciso scopo di far funzionare le scuole in emergenza sanitaria. Ora, è assolutamente illogico che proprio quel personale, in perduranza di emergenza sanitaria, possa essere licenziato il 30 dicembre. Cioè, a noi sembra, non a caso abbiamo dichiarato uno sciopero generale il 10 dicembre, no, di tutto il personale scolastico per l'intera giornata, perché voglio dire, quell'inversione di tendenza... Immaginiamo insomma che se è stata prolungata questa emergenza sanitaria, ragion voglia insomma che venga perdurata anche questa emergenza sanitaria per quanto riguarda i docenti o il reparto amministrativo. Ma ecco. non doveva neanche porsi la questione, perché noi per lunghi mesi abbiamo sentito una retorica sulla funzione fondamentale, fondante della scuola, però ripeto, se guardiamo il 2020 sul 2021 abbiamo solo, tra virgolette, il vaccino in più e null'altro. Le chiedo a Gervasutti se è migliorato invece il trasporto scolastico, aveva accennato a questo Gargiulo dicendo che era una delle problematiche attuali in questo momento. Ma non sono state evidenziate al riguardo particolari criticità, quindi evidentemente gli sforzi fatti per incrementare i mezzi di trasporto e tutte le decisioni prese per consentire il trasferimento degli studenti da casa a scuola hanno prodotto dei risultati che a quanto mi consta sono comunque apprezzabili. Allora, noi andiamo in pubblicità, poi parleremo della questione della sospensione dei docenti che non si mettono in regola con il vaccino. Pubblicità. Il 16 dicembre dovevano mettersi in regola i professori, i docenti che non si erano finora messi in regola con il Super Green Pass, obbligatorietà per il personale scolastico. Il rischio è quello di avere delle cattedre scoperte nel caso in cui non si dovesse trovare dei sostituti. Di mezzo ci sono, forse per fortuna, le vacanze di Natale, che qualcuno può anche ravvedersi in questo periodo, però insomma i problemi ci sono, immaginiamo. Luca Gervasutti, dirigente scolastico dello Stellini, e dall'altra parte abbiamo Massimo Gargiulo, segretario dell'FLC della CGIL. Volevo iniziare di nuovo con lei in questa seconda parte di Screenshot, Gervasutti, se avete dei numeri in questo caso di professori che rischiano di essere sospesi e se ci sono soprattutto i sostituti, se ha fatto una ricognizione anche con i suoi colleghi, se effettivamente esiste questo problema. Il problema esiste, ma la situazione sul territorio regionale e anche provinciale è disomogenea. C'è una situazione un po', come dire, a macchia di leopardo. Le scuole gli istituti che sono maggiormente in sofferenza sono i comprensivi, perché sono costituiti da più plessi, cioè da più scuole, da più sedi, e ovviamente incide molto anche la dimensione numerica degli iscritti nelle singole scuole. Le scuole, diciamo così, medio-piccole, come per esempio lo Stellini, sono in meno sofferenza. Nel mio istituto, per esempio, la percentuale di coloro che attualmente non sono ancora in regola per quanto riguarda la vaccinazione si aggira intorno al 5%, quindi sono numeri assolutamente esigui che però, se come dire, irrisolti, potranno determinare delle conseguenze negative, soprattutto alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze di Natale. Lei ha avuto modo di parlare parlo del suo caso specifico, in questo caso dello Stellini, di parlare con questi suoi colleghi, con questi professori, hanno tempo per ravvedersi, ha scritto a loro, ha fatto qualche azione?
Sì, ovviamente ho dato le comunicazioni di rito agli interessati, ho riscontrato che da parte di alcuni dipendenti c'è la ferma volontà di non vaccinarsi, quindi sono pronti a rinunciare allo stipendio. E, ieri una lavoratrice mi ha detto, ma, insomma, ci rivedremo a giugno, speriamo che a giugno la situazione sia migliore rispetto all'attuale e speriamo che io possa riprendere il mio posto di lavoro. Certamente sono decisioni, come dicevo prima, che pesano moltissimo non solo in chi le prende, cioè in questo caso nella lavoratrice a cui facevo riferimento prima, ma anche, come dire, a titolo personale, come dirigente scolastico, davvero sono situazioni che feriscono profondamente. Gargiulo, cosa fanno in questo caso questi docenti? Abbiamo sentito questo caso, peraltro onesto, di questa professoressa che dice ci vediamo a giugno sperando che la situazione cambi, è rimasta irriducibile sul suo tipo di posizione, ma c'è qualcun altro che magari chiede congedo, malattie in questo periodo? Non è solo questo periodo, noi è da novembre del 2020 che abbiamo assunto una posizione ben precisa nei confronti del vaccino, che ricordiamo all'epoca evidentemente non era obbligatorio, abbiamo preso una scelta, un indirizzo e l'abbiamo trasmessa ai lavoratori e quindi è da tempo che siamo impegnati in una fase di ascolto. Ascolto che, come diceva Luca Gervasutti, evidentemente ha un ingaggio a volte diverso, perché ci siamo trovati di fronte a posizioni oltranziste, di muro contro muro, ma anche di diversi lavoratori e lavoratrici che anche grazie, diciamo, al confronto franco, leale e assolutamente rispettoso, in ogni caso rispettoso, che abbiamo avuto, magari ha deciso poi di vaccinarsi. Rispetto a quello che diceva lei, cioè all'utilizzo del congedo e di altri strumenti, noi a tutti stiamo ribadendo che queste tutele andrebbero, diciamo, sono ovviamente legittime, perché evidentemente se non ci sono i requisiti il dirigente non può evidentemente darne seguito, però che andrebbero utilizzati per lo scopo per cui sono a disposizione. Però anche quello, ripeto, è un segnale ecco, smarrimento, qualcuno parlava di paura anche stamattina e quindi sì, va in ogni caso considerato, anche perché il lavoratore che usufruisce di quei periodi, beh, quelli non sono di disponibilità infinita, quindi anche il congedo, ad esempio, straordinario sulla legge 104, qualsiasi lavoratore, non solo della scuola, ha 2 anni per tutto l'arco della vita lavorativa. Noi di questo ce ne facciamo carico, soprattutto nei confronti dei docenti o dei lavoratori giovani, che diciamo guarda, sei giovane, sì, e quindi insomma il confronto c'è, non sempre facile, perché, ripeto, abbiamo anche affrontato alcuni casi, diciamo, in cui purtroppo non si è trattato di dialogo ma di aperto scontro, anche perché a volte forse si perde di vista quello che è il ruolo fondamentale del sindacato e la sua dimensione associativa. Ecco. Gervasutti, un bilancio di quante persone dovrebbero essere docenti, potrebbero essere sospesi, se lo farà a questo punto dopo le vacanze di Natale? Ma lo farò dopo le vacanze di Natale. Alcuni dei miei docenti hanno già preso appuntamento per sottoporsi alla vaccinazione e vedremo poi quello che succederà, ripeto, alla ripresa delle lezioni, perché lì avremo il polso della situazione, perché al di là delle dichiarazioni più o meno di facciata, bisognerà fare i conti con una tempistica che ci dice che proprio alla ripresa delle lezioni faremo i conti. Come dicevo prima, la situazione è disomogenea. Diciamo che nelle varie istituzioni scolastiche, in base a quello che io ho appreso, c'è una percentuale che varia dal 4 al 15-17% di lavoratori che hanno deciso di assumere una posizione come dire, fortemente critica rispetto all'obbligo vaccinale e quindi non sapremo ancora se queste persone decideranno di ottemperare a quanto previsto dalla legge oppure preferiranno proprio portare avanti le loro idee e rinunciare addirittura anche allo stipendio.
Ci sono i numeri per sostituirli? Ha parlato tra il 4 e il 17% questo dato, qualche punta magari anche del 20%, oggi abbiamo sentito alcuni presidi di alcuni dirigenti degli istituti, soprattutto comprensivi, come diceva anche prima Gervasutti. Ci sono le possibilità appunto per sostituire a questo personale? Quanti ne servirebbero? Oppure si rischia di arrivare con delle cattedre scoperte e quindi di avere un intero semestre qualche ragazzo che non riesce ad avere un professore? Allora, secondo noi il rischio è concreto, ma perché l'emergenza sanitaria interviene su un sistema di reclutamento che da sempre, insomma, genera difficoltà e che evidentemente non fa che acuirsi in questa fase. Tra l'altro, ripeto, l'appiattimento degli stipendi sta generando un fenomeno che anche in Friuli, in Venezia Giulia non conoscevamo fino a qualche anno fa. Cioè i lavoratori o gli aspiranti tali non si spostano più perché evidentemente non riescono a sostenere i costi di una permanenza fuori sede o lontana dai centri di interesse, di provenienza, eccetera. Quindi questo, sì, la preoccupazione c'è, anche il rischio è concreto, ma ripeto, nulla di nuovo da questo punto di vista, è solo sul metodo, ripeto. Tra l'altro è un problema, basti ricordare che permangono alcune norme, per quello diciamo, questa emergenza sanitaria sembrerebbe veramente non aver insegnato nulla nei luoghi delle scelte politiche, perché, ripeto, permangono alcune norme, ad esempio, che ordinariamente impediscono la sostituzione del collaboratore scolastico se non per almeno 7 giorni, che impediscono la sostituzione con un docente titolare se non prima di almeno 10 giorni, di un assistente amministrativo per 30 giorni. Ecco, peraltro a proposito degli amministrativi, Gervasutti, il problema è segnalato anche da qualche dirigente della mancanza del personale ATA, che magari rischia di mettere a serio repentaglio anche quei corsi serali, immaginiamo, no? Cioè le classiche aperture e chiusure delle scuole. Sì, c'è una carenza di personale ATA, soprattutto di personale ATA formato, e questo lo si ravvisa negli uffici di segreteria, e questo è un problema che un po' tutte le organizzazioni sindacali hanno evidenziato da molti anni a questa parte. Ovviamente di fronte ad una situazione eccezionale come quella che stiamo vivendo, vanno prese delle decisioni eccezionali di carattere straordinario, e da questo punto di vista Gargiulo ha ragione quando dice che ci sono ancora troppe ombre, troppe incertezze. La situazione dell'organico Covid a cui prima facciamo riferimento è una situazione che ci preoccupa moltissimo, perché la legge di bilancio dovrà essere approvata entro il 31 dicembre, ma il contratto di questi lavoratori scadrà il 30 dicembre e non sappiamo se alla ripresa delle elezioni potremo confermare i loro contratti oppure se non potremo più beneficiare del loro lavoro, del loro contributo. Questo apre molte incertezze e getta un'ombra davvero sinistra su quello che è l'inizio del 2022 dal punto di vista del mondo della scuola. Bene. Allora, il tempo stringe, tempo tiranno. Io ringrazio sia Massimo Gargiulo sia Luca Gervasutti per essere intervenuti alla trasmissione. Speriamo che si risolvano quei problemi, soprattutto per quella parte docente assunta per l'emergenza Covid, se emergenza ancora è. Speriamo che vengano prolungati i loro contratti per non mettere a serio repentaglio la didattica dei nostri ragazzi. Grazie mille a tutti, buona serata, ci vediamo con Screenshot la prossima settimana, ricominciando da mercoledì. Grazie, arrivederci.